All'indomani dell'armistizio e dell'occupazione nazista di Trieste, i tedeschi danno vita all'operazione Zone Adriatisch Küstenland, zona operazione del litorale adriatico, sotto la diretta amministrazione germanica con a capo il Gauleiter della Carinzia Friedrich Rainer. Tale zona, comprendente anche le province di Udine, Gorizia, Pole e Lubiana, prefigura il distacco delle province nord-orientali dell'Italia e riveste nel quadro del conflitto in corso un importante ruolo di cerniera tra il fronte balcanico e quello apertosi in Italia. Nella Venezia Giulia infatti è presente una forte resistenza, che da parte slovena e croata è già sorta all'epoca dell'aggressione nazifascista alla Jugoslavia, e che da parte italiana ha i suoi punti di forza soprattutto nel Friuli orientale e nel Monfalconese. Ciò costituisce per l'occupante nazista un indubbio problema per la stabilità della zona stessa, che inoltre dal punto di vista strategico presta il fianco all'eventualità di uno sbarco alleato in prossimità del confine meridionale del Reich. Ad affiancare Rainer viene chiamato come capo dei servizi di sicurezza della polizia e delle SS della zona il Gruppenführer della SS Odilo Lotario Goblocznik, nazista austriaco anch'egli, originario della stessa Trieste. Già responsabile dell'Aktion Reinhard, l'operazione di sterminio di 1.700.000 ebrei polacchi mediante la creazione di campi di sterminio a Belzec, Sobibor e Treblinka, Goblocznik porta con sé a Trieste un nucleo di 92 SS tedesche, ucraine e austriache, componente l'Einsatzkommando Reinhard, agli ordini di Christian Wirth prima e di Dietrich Hallers poi. Si tratta di specialisti in crimini di guerra, che hanno maturato in buona parte la loro esperienza dal 1939 nell'ambito dell'operazione T4, vale a dire l'eliminazione in segreto di decine di migliaia di cittadini tedeschi malati di mente e disabili. L'Einsatzkommando Reinhard trasferisce inevitabilmente anche nel litorale i modelli repressivi già messi in atto in Polonia. Ciò spiega il fatto che a Trieste venga installato l'unico lager nazista dotato di forno crematorio operante in Italia e nell'Europa occidentale occupata. Il Polizeihaftlager, in italiano campo di detenzione di polizia della Risiera di San Sabba, viene ricavato all'interno di un ex opificio per la lavorazione del riso e dei cereali nel rione periferico di San Sabba, non lontano dallo stadio di Valmaura. Esso funziona a partire dall'ottobre del 1943 fino alla liberazione nel maggio 1945, non solo come campo di detenzione di polizia, ma come campo misto. Eminentemente di transito per gli ebrei catturati nella zona e nelle aree vicine, Veneto e Jugoslavia, e destinati alla deportazione nei campi di sterminio, Auschwitz e Ravensbrück. Campo di transito anche per la detenzione, tortura ed eliminazione per esponenti della resistenza, partigiani e ostaggi civili. Per questa funzione, anche come campo di eliminazione, i nazisti, dopo aver utilizzato in un primo tempo per la cremazione dei cadaveri il forno dell'essiccatoio già esistente, nel marzo del 1944 lo fanno adattare al rudimentale forno crematorio da Erwin Lambert, già costruttore di alcuni impianti della morte della T4 e di Treblinka. Per queste due funzioni principali viene utilizzato il cortile interno dell'opificio e i fabbricati su di esso prospicenti, all'interno di uno dei quali vengono ricavate apposite microcelle che funzionano spesso anche come anticamera della morte. Il campo di San Sabba viene utilizzato anche come deposito dei beni razziati agli ebrei deportati. E relativamente al primo cortile e ai fabbricati che su di esso insistono, come caserma per l'acquartieramento di reparti militari e di altri internati destinati all'utilizzo come forze ausiliarie. Per San Sabba transitano oltre 1450 ebrei provenienti dalla regione, dal Veneto e dalla Croazia. Tra di loro 700 circa sono i deportati razziali triestini, una ventina soltanto dei quali farà ritorno dai campi di sterminio in Polonia. Di 28 ebrei è stata accertata l'uccisione all'interno di questo lager. Tuttora controverso invece è il numero complessivo delle altre vittime, partigiani e militari italiani, sloveni, croati e ostaggi civili. Le stime proposte vanno da un minimo di 2.000, stabilito sulla scorta delle testimonianze rese all'epoca del processo celebrato nel 1976, ad un massimo di circa 5.000, ipotizzato sulla base di stime dell'attività del forno crematorio. Si tratta dunque, nel caso della Risiera, di un lager vero e proprio,
che costituisce un ingranaggio dell'apparato concentrazionario nazista creato in Europa. Un ingranaggio certo minore per numero dei detenuti e delle vittime rispetto ai grandi campi di sterminio e di concentramento, ma che ne riproduce pienamente la complessità. Dopo la liberazione, la risiera viene adibita dal governo militare alleato a ufficio di raccolta informazione per display persons e in seguito, fino al 1954, a campo profughi per gli italiani in esodo dall'Istria e dalla Jugoslavia dopo il trattato di pace del 1947. Negli anni successivi il complesso della risiera viene lasciato in stato di abbandono e degrado e viene parzialmente distrutto da un incendio. Solo negli anni 60 il percorso verso l'oblio, cui sembra destinato l'ex lager nazista, viene interrotto dalla decisione della Presidenza della Repubblica di conferirgli la dignità di monumento nazionale. Vengono così vincolate come aree di interesse storico il cortile interno, le microcelle e l'area dove sorgeva il forno crematorio, distrutto dai tedeschi in fuga il 29 aprile 1945. Ciò ha permesso negli anni successivi al Comune di Trieste di bandire un concorso nazionale per la progettazione del Museo della Resistenza a Trieste, proprio nell'area della risiera. E concorso che ha visto vincitore il progetto presentato dall'architetto Romano Boico. Questi ha tra l'altro anche il merito di proporre un indispensabile ampliamento dell'area vincolata, in modo da comprendere nell'area monumentale anche gli edifici delle Camerate, il mulino e il garage. Il progetto di Boico, portato a termine nella prima metà degli anni 70, ha segnato una tappa fondamentale nello stabilire la risiera monumento come un luogo della memoria non solo per la città, ma per l'intero paese. Il quasi contemporaneo processo, celebrato nel 1976 contro gli ultimi responsabili nazisti allora ancora rintracciabili, ha contribuito significativamente da parte sua al risveglio della memoria delle tragedie di cui la risiera era stata teatro, dando l'avvio al lento ma progressivo inglobamento di quelle tragedie nella memoria collettiva e nell'identità della città. Si tratta di un processo ancora in corso, grazie anche alle attività culturali proposte dal Civico Museo della Risiera, che hanno fatto del sito non solo uno dei musei triestini maggiormente visitati, ma anche un luogo della memoria attivo, aperto alla città ed in grado di interagire con essa.